Festa regionale della solidarietà, la prima volta a Grado, Brancati, una grande festa, sono sorti tanti numeri, tante cose molto belle, inevitabilmente si è parlato del Barellai, lei è partito all'attacco oggi. Ma l'abbiamo fatto qui a Grado appositamente perché volevamo richiamare l'attenzione delle istituzioni, dell'opinione pubblica nuovamente sull'ospizio marino di Grado, che è troppo importante per il mondo della disabilità. 4.000 all'anno sono i disabili invalidi civili che hanno usufruito di queste cure. Per cui noi vogliamo che questa struttura riapra, ecco la battaglia che noi abbiamo fatto assieme al Comitato Difesa Ospizio Marino di Grado, al signor Marchesan. Ci sembra che dalle notizie che abbiamo sentito in questi giorni, entro la prossima settimana sarà presentata ufficialmente l'offerta da un gruppo di cooperative e questo ci dà grande soddisfazione. La festa della solidarietà in questo caso, come ogni anno, ha premiato degli esempi da veramente, un gioco di parole, da prendere a esempio. Sì, io sono soddisfatto perché noi vogliamo premiare, come ho detto nel mio discorso, non persone eccezionali che fanno cose eccezionali una volta ogni tanto, ma la solidarietà quotidiana al servizio veramente del prossimo. E oggi abbiamo avuto veramente tutte queste persone che umilmente, in silenzio, senza andare sui giornali, danno questa loro solidarietà, questo loro amore, questo loro sorriso agli altri. E riconoscenza anche all'assessore Cosis, vabbè è un vostro amico, però ha aumentato il plafond nel vostro settore. Ma all'assessore Cosis, alla giunta regionale e al consiglio regionale. Come ho detto, quest'anno la regione ha avuto un taglio di 300 milioni, cioè minore entrate, ha tagliato tutti i settori. L'unico settore che ha visto invece un incremento di circa 15 milioni è stato il settore sociale e il settore della disabilità e questo va messo in evidenza, va riconosciuto questo sforzo nei riguardi del nostro mondo e per questo io ho espresso gratitudine. E passiamo ai premi. Per la provincia di Pordenone è stata premiata Lucia Zanon, che si è dedicata ai malati della nostra famiglia dopo la morte del marito. Una medaglia d'oro alla memoria è stata assegnata a Giovanni Moroldo. È stata inoltre premiata la ditta Elgad di San Vito al Tagliamento per l'inserimento nel mondo del lavoro di disabili. Andando nella provincia di Udine invece è stata premiata la Corale Gioconda di Udine, l'azienda Illiria che ha favorito l'inserimento di persone disabili nel mondo del lavoro. Un premio è stato dato anche a Innocentino Chiandetti, all'associazione La Pannocchia di Codroipo. Trieste ha visto salire sul palco il professor Paolo Alessi in rappresentanza dell'università, ente che ha aperto le porte a tanti disabili, ultimamente anche autistici. È stata premiata anche Elda Lisiak che cura le persone affette da sordità e l'artista e disabile Riccardo Bossi. Inoltre un premio è stato dato alle assicurazioni generali per aver favorito l'inserimento dei disabili nel lavoro. Nel Goriziano tanti premiati, a iniziare da Silvano Pagura, nota figura del mondo del volontariato e della politica, presidente dell'Istituto Rittmeyer e di altri enti. Un riconoscimento è andato a Laura Temporin per il lavoro alla cooperativa Il Grande Carro. Poi c'è stato premiato anche Giuseppe Aloisio, volontario dell'AIAS. È stato premiato inoltre Paolo Tavian, attuale presidente della Federazione dello Sci della provincia di Gorizia, in quanto è stato atleta come guida alle Paralimpiadi di sciatori non vedenti. Paolo Tavian guida per un signore che adesso è che incarico è? Bruno, mio ex atleta, compagno di tante avventure, che è stato insomma colui il quale mi ha permesso di esprimermi con gli sci per disabili. Attualmente è il commissario tecnico della nazionale di sci italiana disabili. Paolo Tavian, 12 medaglie olimpiche, 2 mondiali, insomma ne hai fatte tante. Come hai cominciato? Perché?
Ma l'inizio è stato un po' una sfida dovuta a un ragazzo del mio paese che non vedente, sì, di Ronchi dei Legionari, mi chiamò quando io diventai maestro di sci, la cosa si seppe insomma intorno, e quindi lui mi chiamò e mi disse: visto che tu fai il maestro di sci, vieni a sciare con me, che ti insegno come si può portare a sciare un non vedente. E questa è stata l'inizio della sfida in sostanza. La tua reazione prima? La mia prima reazione è stata un po' di sconcerto, però visto che non è la prima cosa che faccio, credo non sarà l'ultima di strana, cioè la sfida mi ha un po' appassionato e quindi l'ho presa al balzo e sono partito con tanta volontà e anche coscienza di questa grande difficoltà che mi stavo portando dietro. Nelle 4 parole che hai detto in pubblico, hai detto in un certo senso che ti ringrazi di aver fatto un'esperienza del genere, che ti è stata utile. Sì, in sostanza il concetto mio è questo: il premio che oggi ho ricevuto lo ritengo un riconoscimento per tutte le attività svolte, che però mi hanno dato talmente tanta soddisfazione, cioè partecipare alle Olimpiadi, andare alle Olimpiadi per un atleta è una cosa sì, sublime, una cosa importantissima. Arrivare a questi traguardi mi ha dato grandi soddisfazioni. Mi ha dato la possibilità di conoscere gente importante, di essere in posti dove io normalmente non ci sarei mai arrivato. Quindi queste soddisfazioni secondo me sono state un impegno, diventeranno un impegno per il prossimo futuro, per fare delle cose che magari daranno anche filo da torcere, daranno anche impegno da parte mia. Quindi ritengo che questo passato così, che mi ha dato possibilità di grandi meriti sportivi, soddisfazioni, siano la paga che riceverò per le prossime cose che farò insomma nei prossimi anni. L'organizzazione di eventi, ad esempio, è una cosa che dà grande impegno e ti crea grandi sacrifici, però questo sulla base del passato che mi ha dato grandi soddisfazioni, io ritengo che sia una cosa giusta e doverosa. È stata premiata anche Nadai Miriam per il suo impegno presso l'associazione Sport per Crescere per i ragazzi dell'ANPAS. Un premio è andato anche all'azienda meccanica OMI per aver favorito l'inserimento di disabili nel mondo del lavoro, a Laura Culot, atleta diversamente abile e campionessa di tiro del peso e del giavellotto. È stata premiata inoltre la società slovena Društvo Zastara Gora e Marinella Ambrosio, presidente del Comitato Paralimpico regionale, per l'impegno nella promozione e nella tutela dei diritti dei disabili allo sport. Marinella Ambrosio, presidente del Comitato Paralimpico del Friuli Venezia Giulia, emozionata? Sì, naturalmente, perché è un grande riconoscimento a tutto il mondo paralimpico, non è a me come persona, ma assolutamente a tutte le società, a tutti gli atleti e le loro famiglie che hanno voluto far partire questo grande, straordinario progetto sportivo che coinvolge scuola, amministrazioni, coinvolge le comunità e i territori di appartenenza e ci vede come una grande squadra in una grande folta maratona. Una grande folta maratona usando uno sport, ma adesso sempre più sport stanno entrando nel mondo dei disabili. Ecco, la trasformazione epocale è proprio questa, quella che era prima una federazione di sole entità paralimpiche, adesso si è trasformata in federazioni autonome o addirittura tante federazioni olimpiche che hanno ereditato l'attività paralimpica, quindi con un intreccio e un'inclusione sociale e sportiva come non potevamo sognare di meglio. Ancora una domanda, poi passiamo a Paolo. Qual è la soddisfazione che si vede in atleti che adesso non fanno solamente la corsa, ma fanno rugby, fanno scherma, fanno altri sport? La soddisfazione è proprio quella di aver vinto la sfida delle resistenze mentali prima di tutto, anche se c'è ancora moltissimo da fare, ma dimostrato con i fatti di quante barriere si possono abbattere e di quanti adattamenti, utilizzando bene le intelligenze di medici, ingegneri, tecnici che si siedono allo stesso tavolo e discutono di salute, di opportunità e di strumentazioni che mettano chiunque nelle condizioni di esprimersi attraverso lo sport.
Alla festa della solidarietà a Grado l'assessore Cosic nella sua relazione finale, il suo discorso finale, ha usato dei termini particolari, in più ha dato anche dei numeri. Assessore, lei ha usato abulimia spirituale nella nostra società, perché? Perché in effetti vediamo anche i nostri ragazzi questa noia, questi sabati, queste tragedie che non hanno contenuti, emozioni di cui non si possono annoiare. Oggi abbiamo avuto la possibilità qui di vedere un mondo straordinario che affronta le difficoltà della vita, una sorte avversa, problemi enormi e riesce a farcela, riesce a investire, a impegnarsi fino al punto che gli autistici oggi arrivano all'università. E questo è il risultato dell'entusiasmo e della volontà di vivere. Sì, viviamo un mondo in cui la bulimia del materialismo e del soggettivismo ci porta in una condizione di solitudine e dall'altra parte anche ad un'anoressia spirituale, dove la mancanza di relazioni che abbiano senso, che abbiano una durata, che non siano effimere, che non siano alimentate soltanto dallo sballo del sabato sera, sicuramente sono realtà con le quali ci dobbiamo confrontare. Io credo che questo mondo abbia molto da dare, sia un'opportunità. Avere tanti disabili in una comunità non è un danno, non è un peso, è un valore aggiunto, perché offre opportunità di essere migliori, di rendere una condizione migliore da chi ha avuto una sorte avversa, ripeto, essere migliori tutti per vivere meglio tutti. Cosa intendeva all'inizio della relazione quando i disabili aumentano anno per anno? Intendevo dire che le cifre sono queste e dato che la medicina progredisce per tutti, progredisce anche per queste persone. Molte più persone nascono con problemi anche di malformazioni e di genetica, perché questo è il risultato della scienza. Avere più disabili vuol dire che la scienza progredisce, che riesce a salvare più persone. E questo è il progresso umano si basa sulla volontà di lottare per la vita e di sconfiggere per quanto è possibile la sofferenza e la morte. Manifestazioni come questa possono essere utili? Sono straordinarie opportunità anche così di esprimere semplicemente come ciascuno di noi possa fare qualcosa. Abbiamo conosciuto oggi una signora il cui marito è morto e ha impegnato il suo affetto e la sua elaborazione del lutto dedicandosi a fare del volontariato in una comunità. Abbiamo visto imprenditori che si sono impegnati per mettere le persone al lavoro, professori universitari che stanno facendo il percorso per rendere possibile un percorso di studio presso una facoltà con ragazzi autistici. Impensabile tempo fa, però questo è il risultato della scienza, questo è il risultato della civiltà, questo è il risultato della solidarietà. Come dice il Presidente Tondo, la solidarietà non è un'emozione, è concreta. Noi l'abbiamo espresso con i numeri della finanziaria, crescono le risorse, cresce anche l'organizzazione che ci diamo. La centralità della persona, servizi che si adeguano ai bisogni e non viceversa, perché sono i servizi che devono cambiare e devono svilupparsi e andare incontro ai bisogni della gente. Questo vale per i disabili, ma vale per tutti i cittadini, ma soprattutto trasparenza dei dati. I dati ci danno persone con disabilità in aumento, i dati ci danno persone anziane in aumento, si vive più a lungo, abbiamo dato più anni alla vita, dobbiamo dare più qualità a questa vita che le persone hanno, a 5, a 10, a 50, nell'arco di tutta la vita, dal primo all'ultimo secondo della vita. Dobbiamo garantire il diritto alla salute e il diritto al benessere. Approfittiamo della festa della solidarietà a Grado per fare una domanda quasi scontata, Assessore Cosic. La situazione del Barellai. L'ospizio ho avuto una vicenda molto triste, molto brutta, non per nostra responsabilità, è stato sequestrato dalla magistratura. Finalmente abbiamo una offerta di acquisto per l'ospizio, per cui dovrebbe esserci la vendita. La Regione ha fatto il suo, il Presidente ha considerato che l'ospizio marino fosse, come è, un valore aggiunto per tutta la Regione, quindi è stato giusto che le risorse pubbliche fossero impegnate per salvarlo anche dal punto di vista
finanziario, con un contributo finanziario. È quello che abbiamo fatto in questi mesi, abbiamo salvato i dipendenti perché hanno avuto sempre la cassa integrazione, c'è stato un prolungamento, ripeto, con questa disponibilità che il Presidente Tondo ha deciso di mettere sul banco, speriamo e crediamo che la vicenda si debba chiudere. Una vicenda triste perché la responsabilità, ripeto, è di coloro che ancora non hanno avuto neanche un avviso di garanzia. Dopo un anno che l'ospizio marino è chiuso, si sa tutto perché abbiamo fornito tutte le informazioni necessarie. Questa è la situazione. Comunque guardiamo avanti, cerchiamo di aprirlo quanto prima e cerchiamo di far tornare la gente a curarsi e la gente anche a lavorare. Avvocato Giovanni Vio, rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio, la Fondazione è sempre in prima fila per premi del genere sulla solidarietà e il volontariato. Sì, molto attenta la Fondazione sempre ai bisogni sul territorio, soprattutto in modo particolare nel sociale. Questa associazione meritevole ha sempre avuto il contributo anche finanziario, perché poi questo è sempre molto importante, la comprensione per i suoi problemi, e quindi oggi è particolarmente contenta e lieta di poter di essere presente non solo nella sponsorizzazione, ma proprio anche nell'accompagnamento ai bisogni economici che questa associazione ha bisogno, e che sono sempre maggiori ovviamente, mentre le risorse sono sempre minori. Però la sua parte la Fondazione della Cassa di Risparmio l'ha fatta e continuerà a farla anche nel futuro.